Quali saranno gli appuntamenti per i festeggiamenti della Madonna del Carmine? A parte le consuete attività tradizionali che comunque fanno parte di quel bagaglio storico che la nostra confraternita porta e continua a portare avanti, ci sono tre elementi che caratterizzano fortemente questa festa della titolare e sono tre elementi di natura diversa ma che convergono tutti in un'ottica di collaborazione non solo cittadina ma oserei dire anche di chi ha più bisogno di noi. Una, grazie anche all'assessore Ciraci, ai ristoratori che partecipano a questa iniziativa che si chiama Ristoranti Solidali, sono 6 ristoranti importanti della città di Taranto che hanno dato la loro adesione a questo progetto. Prepareranno 1800 pasti distribuiti in 12 giorni per 3 mesi alla mensa dei poveri della nostra confraternita che è situata in Città Vecchia. È un atto, diciamo, di solidarietà umana dove questi ristoranti metteranno a loro disposizione le loro capacità, la loro bravura e che dimostra come una fetta della città di Taranto, al di là delle proprie attività commerciali, ha la capacità di donarsi a chi ha più bisogno. La- il Comune di Taranto, tramite l'assessore Ciraci, sta supportando questa iniziativa con la protezione civile e si occuperanno del trasporto e della consegna di questi cibi preparati dai vari ristoratori. Entra in questa catena di solidarietà anche due associazioni importanti che sono l'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro nella delegazione di Taranto e l'Ordine dei Notai che si sono fatti carico delle spese del packaging necessario per questi 5.400 pasti che sono stati preparati. 1.800 pasti che per 3 portate sono 5.400. Questa credo che sia un'iniziativa, una catena di solidarietà umana, fiore all'occhiello della città perché è rappresentata in tutte le sue parti e credo che nei giorni della nostra festa iniziativa più bella non ci poteva essere, questo anche grazie all'assessore Ciraci che si è prodigato affinché questa iniziativa si realizzasse.